Seconda corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni, RSK Alicante, Andrea Speed, Alcazar de San Juan, Alcatraz Club, Raffen, in seconda linea Almaral, Achillea Jet, Alex Trio e Axel Rec, favori nettissimi per Alcazar de San Juan. Errore di Andrea Speed, va davanti subito Alcazar de Numero San Juan. 3 Andrea Speed E squalificato. conduce nei confronti di Alicante. In terza posizione Alex Rec, ben partito da dietro dalla seconda linea. Intanto l'errore anche per un attimo di Alcatraz Club, che poi si rimette al volo ma rimane comunque all'esterno. In quarta posizione in corda c'è Arfen che precede Numero 8 Alex Trio, Achillea poi una frattura, Jet gli altri più discosti. squalificato. Primi 200 il 14,9 con Alcazar de San Juan che continua a condurre nei confronti di Alicante, 400 in 34, terza posizione per Axel Rec. Numero 1 RSK squalificato. Poi Alex Trio, una squalifica per RSK. Se ne vanno intanto i primi 600 metri di gara di conserva per il leader Alcatraz Club, Alcazar de San Juan. 46,5. In seconda posizione si mantiene Alicante davanti a Axel Rec, non cambia nulla tatticamente e il giro di corsa viene percorso in 1,2. Si è accodato intanto in quinta posizione Alcatraz Club, cavalli che stanno per completare i primi 1000 metri di gara in 1,18,3. Trazione ancora di tutto comodo per il battistrada di Roberto Vecchione, che al secondo passaggio davanti alle tribune controlla la situazione, esce all'esterno Axel Rec a un giro dal termine ed è seguito da Arfen, gli altri leggermente più discosti cappeggiati da Alex Trio. Intanto Axel Rec va a ridosso di Alcazar de San Juan, seconda posizione per Alicante, intanto 600 alla conclusione, un parziale in 15,3, inizia gradualmente ad accelerare Roberto Vecchione con il favorito, si accoda in seconda posizione Axel Rec, tenta di avanzare numero Arfen, 9 Alex Trio anche Alex Trio squalificato. finisce di galoppo e così siamo sulla curva finale. A questo punto viene via con decisione Arfen che va su Alcazar de San Juan e lo copre quasi interamente al completamento della piegata. Ingresso in retta d'arrivo, parziale in 14,9, Alcazar deve però essere richiesto per difendersi da Arfen che insiste al suo esterno, si riprende Alcazar e va a vincere ancora con una lunghezza di margine su Arfen, terzo posto per Axel Rec. C'è una chiusa in 29,4, 1,16,6 sul doppio chilometro e seconda vittoria in carriera per Alcazar de San Juan dopo il successo ottenuto in settimana con Matteo Zaccherini in Gentleman. Raddoppia oggi l'allievo di Holger Ellert guidato da Roberto Vecchione in percorso di testa. Alcazar de San Juan viene a concludere una lunghezza avanti ad Arfen che corre comunque bene, mentre al terzo piaciuto anche il debutto di Axel Rec.